Natale a Villaseta, quartiere di Agrigento, grazie alla Chiesa di Santa Croce, in collaborazione con il Rotary, al via la 19ª edizione del Presepe Vivente, allestito negli spazi adiacenti alla parrocchia con degustazione di prodotti tipici siciliani, novene, canti e recite. Oggi si è inaugurato il Presepe Vivente che è già arrivato alle tante edizioni. Ecco, e quest'anno c'è questa novità che abbiamo messo le capanne una distante dall'altra, rappresentando tutti i mestieri per rappresentare meglio il mistero di Cristo. Come diceva Sciascia, chi non ha memoria non ha futuro, quindi noi ricordiamo il passato per vivere bene il presente e per proiettarci nel futuro di Dio. Questo è un po' il mistero del Natale che vogliamo rappresentare, che Gesù nasca nel cuore di ognuno di noi, che l'amore del Signore possa regnare in ogni famiglia. Oggi veramente c'è tanto bisogno di vivere questo mistero, questa dimensione trascendentale. La nostra umanità è sofferente, spesso subisce tante contrarietà, e solo veramente con l'amore di Dio, con l'aiuto del Signore, possiamo dare un senso a questa nostra vita e cercare, sforzarci di vivere da fratelli, aiutandoci gli uni gli altri, riconoscendoci in questa immagine di Gesù misericordioso, di Gesù che è venuto nel mondo per salvarci. I prossimi eventi saranno il 21 e il 22, il 28 e il 29 dicembre e il 5 e il 6 gennaio. E il 6 gennaio culminerà con la sacra rappresentazione della Venuta dei Magi a cura dell'Associazione Culturale Calogero Gualalletti di Naro. Quindi faranno questa sacra rappresentazione dei Magi e poi porteranno i doni nella grotta a Gesù Bambino e faranno poi l'adorazione. L'ingresso è assolutamente gratuito, poi ci sono delle degustazioni che si può dare se si vuole un'offerta e ci sono degustazioni che bisogna fare il biglietto, ma sono cifre irrisorie, quindi tipo un panino con la salsiccia e le patatine, 1,50 €. Poi c'è la minestra che è gratuita, i dolci sono gratuiti, le frittate sono gratuite, se si vuole si può dare una semplice offerta. Rotary nell'ambito del servizio ha scelto Villaseta e la parrocchia in particolare di Villaseta e ha completato il suo ciclo prima con la raccolta alimentare che abbiamo voluto donare alla parrocchia per distribuirla ai più bisognosi, e ora abbiamo pensato di contribuire economicamente per la buona riuscita di questo presepe vivente che si sta rivelando bellissimo.